Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po, siamo con Paola Chiereghin. Innanzitutto ci facciamo presentare questa bellissima location, questo bellissimo posto da Paola e soprattutto capire chi è Paola Chiereghin. Allora, buongiorno a tutti, io sono Paola, sono una delle educatrici della cooperativa Peter Pan Group. In questo momento ci troviamo al Borgo Vita Attivamente, dove lavoriamo con i ragazzi disabili in particolar modo. Ecco, oggi è sabato, quindi che giornata è particolare, molto significativa ed importante per voi? Allora, oggi è la giornata internazionale per la consapevolezza sull'autismo ed è questa una delle condizioni che alcuni dei nostri ragazzi hanno e quindi siamo particolarmente sensibili a questa giornata. Ecco, tra i vostri progetti c'è questo porte aperte al vostro gruppo, alla vostra associazione, e proviamo ad entrare, vedere magari anche i ragazzi che state facendo dei lavoretti, ma soprattutto in cosa consisterà questo progetto che avete in cantiere, anche in collaborazione con l'amministrazione comunale e quant'altro. Prego, entrate. Andiamo, grazie. Ecco, qua siamo all'interno, vediamo i ragazzi che stanno lavorando. Ci dicevi però che questo progetto implica una collaborazione anche con tutte le aziende del paese, perché in particolare? Allora, noi oggi abbiamo voluto invitare la Commissione Pari Opportunità, di cui quest'anno faccio parte anche io, per presentare il progetto Comunità Comunicativa, che poi apriremo anche a tutte le aziende, tutti gli esercenti di Taglio di Po. Lo scopo è quello di fornire in primo luogo all'amministrazione comunale e poi anche a tutti gli esercenti delle tabelle comunicative come quelle che usiamo con i nostri ragazzi. E qui abbiamo alcuni esempi delle tabelle comunicative che usiamo con alcuni dei ragazzi, sia con i ragazzi autistici sia con altri ragazzi che hanno tipi di disabilità diverse ma che comunque hanno difficoltà ad esprimere i loro bisogni. Sono tabelle che possono contenere dei simboli oppure anche delle immagini e ad ogni simbolo è comunque sempre abbinata una scritta che permette anche a chi non conosce il simbolo di capire il significato. Quindi tu ci dicevi innanzitutto un'inclusione particolare anche con l'esterno. Esatto, e questo è un luogo che noi abbiamo pensato come un luogo aperto e accogliente per tutti, ma vorremmo che tutto il nostro territorio fosse accogliente e quindi pensiamo di offrire queste tabelle a chi ne farà richiesta per permettere a tutti quanti di poter esprimere i propri bisogni ed essere accolti con meno difficoltà in qualsiasi luogo del nostro comune. Quindi avete intenzione di fare una sorta di porte aperte, nel senso che chi da fuori vuole vedere la vostra realtà, conoscere i lavori che fate, anche conoscere i ragazzi che partecipano, quindi sarà cosa buona e giusta, e lo organizzerete nelle prossime settimane? Ci saranno sicuramente dei momenti in cui inviteremo la popolazione qui non abbiamo ancora fatto l'inaugurazione ufficiale a dire il vero, quindi ci sarà sicuramente il momento. Vogliamo intanto anche fare in modo che il comune accolga i nostri ragazzi e tutte le persone che in realtà possono avere un problema comunicativo in un momento particolare della propria vita. Ecco, noi ti ringraziamo come comunità, innanzitutto l'importanza di seguire questi ragazzi, dargli una giusta preparazione, ma soprattutto una giusta inclusione con noi che ci consideriamo normali, e quindi veramente bravi a Peter Pan. Grazie.